oggi diamo il benvenuto, anzi il bentornato a Buongiorno Taranto, all'ITS Academy Mobilità. Diamo il benvenuto alla direttrice Luigia Tocci. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, direttrice, innanzitutto, ITS Academy Mobilità Taranto è un nome abbastanza conosciuto, uno degli ITS, ricordiamo, biennio post diploma di alta specializzazione proprio sulla mobilità sostenibile. Perché l'ITS ha scelto di essere accanto a Eurota ITS? Perché avete deciso di investire su TEF 2025? Ma semplicemente perché i temi legati all'economia circolare e alla sostenibilità ambientale fanno parte a pieno titolo dei nostri percorsi di studio, e anzi quest'anno abbiamo voluto allargare la riflessione sui contenuti che inseriamo all'interno dei nostri percorsi all'attuazione di figure professionali, di profili che abbiano specificatamente a che fare con il tema della sostenibilità, lanciando in una delle nostre sedi proprio un percorso coerente con la compliance ambientale obbligatoria per le aziende, il cui decreto insomma è uscito da pochissimo tempo, per cui tutte le aziende dovranno conformarsi necessariamente a queste norme sulla sostenibilità ambientale, quindi ci sarà bisogno di figure che sappiano fare questo mestiere ad alto livello. Ecco, la sostenibilità ambientale, la mobilità anche sostenibile in qualche modo è vista un po' come un'idea, una visione, direttrice. Come si passa dalla visione all'azione? Come si passa dall'idea ai fatti concreti in campi come la sostenibilità? Ma la cosa principale è intercettare comunque il fabbisogno delle aziende. Devo dire che le aziende sono molto reattive ai temi proposti da ITS. Le aziende hanno necessità di profili che in qualche misura poi possano attuare quelli che sono i nuovissimi e recentissimi sviluppi legati ai temi della sostenibilità ambientale. Quindi devo dire che le aziende rappresentano il tassello importante che dà concretezza a tutto quello che in ITS facciamo sui temi della mobilità sostenibile. Ormai è una realtà, come dicevamo, consolidata in qualche modo. Quali sono i nuovi passi che magari ITS Academy Mobilità può compiere dopo l'esperienza, per esempio, di TEF 2025? Ma sicuramente quello di creare un network sempre più ampio e allargato di interlocutori con i quali sedersi a tavolino e capire quali sono le competenze necessarie per affrontare le sfide legate alla transizione ecologica e alla transizione digitale in qualche modo, e tramutare tutte queste interazioni all'interno dei nostri piani di studio, rendendoli proprio competenze direttamente spendibili sul mercato del lavoro, o addirittura tirando fuori proprio dei profili professionali ad hoc. E allora non resta che attendere l'evento che comincerà, come dicevamo, domani. Intanto grazie alla direttrice di ITS Academy Mobilità Luigia Tocci, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro.